quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Voglio raccontarvi immediatamente di un evento molto bello che si terrà lunedì prossimo qui in Sicilia, e per questo abbiamo due ospiti straordinari. In realtà uno già ci è venuto a trovare, ma torna. Lui si chiama Andrea Graziano e con lui c'è anche Angelo Manna. Buonasera ragazzi. Grazie, benvenuti. E allora Andrea, comincio a parlare con te. Che cosa succederà lunedì prossimo quando c'è la tua faccia e si parla di cucina? Senz'altro. Come tu ben dicevi, ci siamo già visti qualche tempo fa e proprio in quell'occasione da questi studi abbiamo presentato questa operazione di Caponata Web. Questo sito senza alcuno scopo di lucro, dove si parla di cibo, di gastronomia, dove tante persone che fanno parte degli ambiti più svariati raccontano le loro esperienze gastronomiche, ma raccontano anche di tutto quello che gira attorno alla cucina, ai prodotti, ai ristoranti. E questa volta parliamo di un evento che possiamo definire storico, che è quello della rinascita del riso siciliano. Dopo più di 100 anni. Dopo più di un secolo qualcuno ha avuto la malsana idea di impegnare il suo tempo a fare questa cosa che è veramente strana, cioè quella di riprendere la coltivazione del riso. E allora qui ci vuole Angelo Manna, perché questo pazzo, questo coraggioso sei tu, Angelo. Quindi si torna a coltivare il riso in Sicilia? Sì, dopo, come ha detto già Andrea, dopo più di un secolo il riso che è stato importato in Sicilia dagli arabi nell'anno 1000, da più di un secolo non si fa più riso in Sicilia. Scusami, in Sicilia siamo famosi che manca l'acqua, come lo fai il riso? Però prima c'erano delle zone, ad esempio la piana di Catania era una zona paludosa dove c'era grande abbondanza di acqua e dove il riso era una Quindi tu hai dovuto ricreare le paludi e poi dopo... Non proprio, però diciamo che comunque siamo riusciti in questo intento, in questa pazzia, come hai detto giustamente tu, di riprodurre nuovamente il riso in Sicilia, che comunque è un ingrediente fondamentale della gastronomia siciliana, perché la Sicilia, non dimentichiamo che io penso agli arancini, su tutto. L'arancino, che è una delle cose più tipiche siciliane, ma anche le crispelle o i timpalli, i sartù, tutta una serie di ricette tipiche proprio siciliane. Senti, quindi cosa succede lunedì con Sorriso Siculo, Andrea? Succederà questo Sorriso Siculo, è veramente una festa del riso e del cibo siculo in generale, perché intanto santificheremo l'arancino, la classica preparazione siciliana che per una volta sarà... Grazie! Hai visto? Mi cita appena sente parlare di arancini, parto con l'applauso. Sarà un arancino doc, perché verrà fatto con tutti elementi siciliani. Proprio per questo ci saranno diversi produttori che parteciperanno all'evento, quindi parliamo dei salumi, dei formaggi, parliamo di tutto quello che riguarda tutto ciò che è tipico del buono, che gira attorno al riso e quindi all'arancino. Parleremo di arancino non solo in ambito gastronomico, perché ci sarà... Famoso arancino con i piedi, per esempio. No, non c'è. Intanto vorrei dire che ci saranno 5 chef provenienti da tutte le parti della Sicilia che presenteranno un loro personale omaggio al riso, quindi faranno delle preparazioni dove il riso è elemento fondamentale. Poi abbiamo creato questa sorta di, noi lo chiamiamo Arancino Marathon, sarà un momento ludico dove questi grandi chef si cimenteranno
nella preparazione dell'arancino, li friggeremo sul momento e li assaggeremo. Tanti altri eventi collaterali. Ci sarà il design, perché dicevo, Marella Ferrera sarà presente con un suo personale omaggio, quindi l'arte e lo stylist. Ci saranno dei designer e degli architetti che a modo loro interpreteranno con dei progetti l'arancino. Quindi sarà una serata ricca di eventi, ma con protagonista il riso e la sicilianità. Che bello, ricordiamo dove sarà, Angelo? Sarà a Chiaramonte Gulfi, alla Locanda Gulfi. Locanda Gulfi, sì, di Chiaramonte Gulfi. Provincia di Ragusa. Ovviamente ci sarà un presentatore arancino e quindi ci sarò anche io. Allora vi aspettiamo lunedì. Grazie Andrea, grazie Angelo.